Buongiorno, maiali di ricette da sballo. Direte voi, ma lo sai? Oggi iniziamo la puntata da qui, perché andiamo al mercato per comprare gli ingredienti che dobbiamo fare. Allora, io voglio fare una bellissima ricetta che ho visto stamattina, che rappresenterebbero delle tagliatelle con vongole, funghi porcini, però i funghi teneri, da secca o melange, funghi porcini e gamberi. Siccome ci sta una sola parte qui che vendono le vongole, perché attenzione, qui a Parigi vendono le palourde che assolutamente non sono le vongole, anche se sono uguali, però hanno un gusto veramente di palude, orribili. Le ho provate, qualcosa di inquinante totalmente. E quindi siccome Elio sta iniziando a mangiare, però le tagliatelle non le puoi mangiare, quindi faremo ad Elio la piccolina pastina, quella che puoi mangiare senza problemi, con le vongole, con il sughetto delle vongole. E noi ci facciamo quello bello piatto. Voilà. Quindi andiamo al suo mercato di passivo, faccio vedere quanto costa la roba. Ma lì che? Mi sono scassato per tutte le volte. Allora, siamo quasi arrivati in questo punto a Passy, che è vicino a casa. Voilà, la prima cosa che vi faccio vedere è questo qui, la Grand Épicerie. Guardate che bella decorazione con la vegetazione, quindi mi immagino chissà quanti zoccoli per usare una coppa. Proprio la libera. Ah, quindi questo qua, la grande pizzeria, ma costosissima. Adesso andiamo a vedere se c'ha le vongole per curiosità. No, qua dentro non troverete mai nessuno, perché i prezzi sono veramente alle stelle, però ha tante cose, quindi c'ha pure l'acqua panna. In realtà volevo vedere se ha l'acqua rocchetta, perché è leggero, oppure vita snella. Acque che costano cifre, per esempio c'ha l'acqua, l'iceberg. Dove? Questa è la piscina. L'acqua iceberg. Deve stare intorno ai 10-11 euro. Sta pure la sempre dentro. Andiamo il potassio. L'acqua panna. Ah, là 10 euro. Questa è l'acqua della marea di cose, però costa proprio una cifra pazzesca. Non vorrei proprio immaginare, infatti vedete non c'è mai nessuno, non lo so come fanno a stare aperti. Boh. Vabbè, dopo passo alle vongole non ce l'ha, c'ha le palude, ora vi faccio vedere la differenza. Quindi però c'ha delle belle cose, tipo le pesche, no, devo dire la verità, c'ha delle belle cose, però ad esempio le pesche piatte, che comunque è incominciato il loro periodo, hanno a 18 euro il chilo. I pomodorini, trovi pure quelli là del Piennolo, del Vesuvio, ma a 45-47 il chilo. Cioè, alla fine è vero che ti può accattare pure 50 grammi, però cioè sti prezzi rompono proprio cazzo. Infatti là dentro non ci va mai nessuno, però là trovi tutti i tipi di acque, tutti i tipi di birre, tutti i tipi di cose. Però voglio
Allora, adesso andiamo a vedere prima un altro negozio e vedete che c'ha uno di quei piatti che puoi mangiare a letto come negli ospedali, un negozio che c'ha tutto per la casa. Non so dove devo prendere qualcosa del genere, no, domando. Vedete giusto all'angolo e là il marché, eppure è bello tosto, è bello caro. Così voglio far diventare il mio balcone ma non ci riesco. Sacci come cazzo ha pigliato quelli belli garofani colorati, così voglio far diventare, mannaggia. Guarda come ha fatto bello. Oh, bello. No, non ce l'ha questo tipo di tavolino che scelgo per fare stare più comoda Elio. Ha detto forse devo vedere in farmacia. Ah, beh, che ho pensato che potrebbe essere più una cosa farmaceutica. Boh, la farmacia sta là vicino, andiamo. Voilà, questa è una stradina dove ci stanno un sacco di ristorantini, poi macellerie. La farmacia sta a casa, mangiamo. Adesso entriamo nel mercato. Vanno, vediamo le vongole dove stanno. On fait comme ça, Jean-Christophe? Voilà, le palourde, la valuta. Ça marche? Tu veux pas du pâté, Christophe? Zitta. Bello, eh? Ho usato anche la calicornia. Voilà, più caro. Vediamo un po' che c'ha. Pesce plattico, no? È più caro del... Guarda, pesce plattico è più caro del... Così a 40 euro. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo preso le vongole, la salicornia, le cozze e i gamberi. Quindi facciamo una bella tagliatella, ok? A più tardi. Voilà. Siete curiosi, eh? Andate alla cucina e pulite. Sto fagate. Allora, adesso quello che noi andremo a fare sarà immediatamente di mettere tutte queste cose che noi abbiamo preso in acqua. Quindi la salicornia no, prendiamo le nostre vongole, andiamo a mettere in acqua, poi andiamo ai nostri gamberi che li andiamo a mettere in acqua, dopo li andremo praticamente a pulire, e anche le nostre cozze. Dove sono le cozze che andiamo a mettere in acqua, poi dopo andiamo a pulire, però prima devo fare i massaggi a Elio, quindi ci stavano due tipi di cozze, ho preso questo qua della Spagna. Allora, le nostre cozze, poi le nostre vongole le lasciamo così nell'incarto, no, aggiungiamo un po' di sale che procura loro ossigeno e i nostri gamberi. Voilà. Allora ragazzi, io vado a fare un attimo il massaggio ad Elio e ci rivediamo dopo. Intanto non fa niente, anzi un'altra cosa, i funghi i funghi, dovrebbe stare una confezione di funghi secchi mélange forestière. Quindi possiamo fare mare e monte, perché questi funghi devono stare come minimo
10 minuti in acqua e poi devono essere 10 minuti cotti a parte, quindi possiamo metterli da qualche parte. Voilà, e quindi abbiamo messo le nostre cose pronte già per essere cucinate dopo, quindi logicamente ragazzi l'aglio, il prezzemolo sono cose che comunque non devono mai mancare in casa, quindi aglio, prezzemolo, un po' di vino bianco, vino rosé che voi avete, quindi sono cose che comunque in casa non devono mancare. Le cozze le andremo a mettere tutte, le vongole invece ne andremo a mettere la metà, il resto lo facciamo domani, uno spaghettino. Queste le andremo a mettere tutti e questi qua anche. Quindi quello che rimane è giusto la metà delle vongole, perché comunque me lo mangio alla fine solo io. A Elio farò, siccome gli piace molto, farò praticamente un budino con le teste e le lische di tutti i gamberi, poi andremo a cuocere a parte un po' di vongole, quindi andremo a frullare le vongole e quindi andremo a cuocere la pasta in questo frullo di vongole e brodino di lische, quindi sa, bella cosa di pesce. Purtroppo Elio per il momento non può ancora mangiare proprio del tutto e quindi a più tardi ragazzi. Voilà, allora ragazzi abbiamo quindi lavato e pulito bene le nostre cozze, abbiamo anche lavato le nostre vongole, adesso le incominciamo anche a fare, quindi prendiamo una padella, aggiungiamo dell'olio, voilà, poi andremo a prendere dell'aglio, voilà. Allora nel frattempo abbiamo messo a cuocere i nostri funghi che devono essere cotti perlomeno 10 minuti e quindi qui abbiamo messo l'aglio a rosolare, quindi facciamo lavorare un po' l'aglio, dopodiché andremo a mettere subito le nostre vongole ed aggiungeremo un po' di vino rosé, questo qui un po' di vino buono e del prezzemolo, e facciamo continuare la cottura fino a quando non si aprono, cioè praticamente pochissimo tempo e sono aperti. Quando si sono aperte prendete man mano, le togliete e rimanete il sugo dentro la pentola. Voilà, abbiamo aggiunto anche logicamente il prezzemolo, adesso aggiungiamo anche del vino, ok, diamo una bella tirata, un coperchio sopra e aspettiamo un attimo che si cuociono le nostre cozze e vongole, che non impiegano tanto tempo per cuocersi. Voilà, i nostri funghi sono pure quasi cotti, possiamo prendere una scodellina con la pasta del genere e praticamente li andiamo, aspettiamo ancora qualche minuto, ma ok, vediamo le cozze a che punto stanno. Voilà, alcune si sono aperte, quindi le incominciamo praticamente a togliere con tutta la scozza, ok. Prendiamo logicamente un cucchiaio con una forchetta e un cucchiaio. Voilà, le vongole pure si stanno aprendo, quindi possiamo anche prenderle già, altrimenti diventano callose e non sono buone. Vedete, alcune cozze non si sono aperte ancora. Possiamo anche... Voilà, adesso prendiamo le nostre cozze, le altre si stanno aprendo, prendiamo cozze e vongole e sgusciamo nel piatto. Nel frattempo che aspettiamo che queste altre si vanno praticamente ad aprire, voilà, adesso la cottura dei nostri funghi è pronta, quindi possiamo metterli qui e sciacquarli. E in questo caso strizzateli bene
per far uscire tutta l'acqua. Lavatevi per bene. Ok, adesso li tagliamo finemente e li aggiungiamo qua dentro al brodino. Allora, questa non si vuole aprire, quindi se ne può andare a fare in culo. Voilà, portiamo panne a mano. Voilà, come vedete li abbiamo sminuzzati e li abbiamo aggiunti nel nostro sugo delle cozze e delle vongole, e quindi facciamo continuare la cottura per 5-6 minuti. Allora, arrivati a questo punto, possiamo anche incominciare a pulire i gamberi e sgusciare le nostre cozze, che andremo a sgusciarle per prendere ancora un po' di sugo in questa scodella. Allora, arrivati a questo punto, possiamo spegnere sotto a fuoco, perché comunque noi adesso andremo a pulire i gamberi e faremo un brodo con le teste dei gamberi. Quindi andremo a mettere i teste dei gamberi, le code e compagnia varia, andremo a mettere qua dentro. Allora ragazzi, con i gamberi che abbiamo pulito, come vedete abbiamo tolto logicamente anche la parte del budello, una cosa importante, la pulizia del budello, quindi la togliete a parte. E quindi adesso aggiungiamo semplicemente dell'acqua nelle lische di tutto questo bordello di carcasse di gambero, e praticamente creiamo così un brodino di pesce. Basta semplicemente cuocerlo per una decina di minuti. Voilà, quindi quando da decina di minuti da quando l'acqua bolle, voi avete creato il brodo di pesce. Il brodo di pesce lo andremo ad utilizzare sia per la nostra pasta sia per la pastina che preparo ad Elio. Voilà, logicamente al nostro composto andremo ad aggiungere anche le nostre cozze e vongole, che andremo leggermente a girare. Ok, la pasta la andremo a cuocere direttamente qua dentro, aggiungendo l'olio, aggiungendo il brodo. Ok, quindi andremo ad aggiungere il brodo e andremo a cuocere gli ultimi 2 minuti la pasta. Quindi la andiamo a prendere al dente, andiamo a cuocere altri 2 minuti in modo che non si diventano gommosi, sia le come cazzo si chiamano là, le cozze e le vongole, quindi non diventano gommose, rimangono belle morbide. Quindi andiamo a cuocere praticamente gli ultimi 2 minuti. Gli ultimi 2 minuti poi, terminata quasi la cottura, andremo a fare una tartare di questi gamberi e la talicornia. La talicornia noi adesso andremo praticamente ad aggiungere un po', nel brodino di pesce. Però noi non andremo a prendere questa talicornia qui. La talicornia la andremo dopo a cuocere, qui la metto per dare un po' più di sapore. La talicornia la andremo poi a cuocere 1 minuto, dopodiché la faremo a pezzettini, e quindi talicornia e gamberi alla fine di cottura della pasta la andremo ad aggiungere, che il calore della pasta praticamente li farà cuocere, rimanendoli morbidi. Voilà, allora ragazzi, arrivati a questo punto che il nostro brodo di pesce è praticamente pronto, come appunto voi vedete, andiamo ad aggiungere, a cuocere in questo modo, la talicornia per 1 minuto. Voilà, quindi abbiamo cotto la nostra talicornia, la possiamo anche togliere e la facciamo a pezzettini insieme al nostro gambero. Nel frattempo però incominciamo a preparare il piatto per Elio. Ok, quindi andiamo a mettere un po' di brodo di pesce, filtrandolo con un filtrino.
voilà, dentro a questa ciotola dove andremo a mettere la pastina piccolina che può mangiare lui. Invece nel nostro andremo sempre a frittare, però comunque andremo ad aggiungere anche il nostro brodo nella nostra pasta, che andranno delle tagliatelle, quindi andremo a mettere una buona quantità ed incominciamo anche a riscaldarla. Voilà, il brodo di pesce che è pronto. Siccome ho le vongole e quando è domani voglio praticamente creare uno spaghetto con le vongole, io me lo conservo in modo che per domani abbiamo ancora più di sapore nel nostro piatto. Adesso qui all'interno aspettiamo un attimo che bolle lì, possiamo inserire le nostre tagliatelle, che è un tempo di cottura molto breve, e quindi possiamo poi continuare la cottura nel sughetto là per poi terminare il piatto. Voilà, abbiamo inserito quindi le nostre tagliatelle. Qua la pasta ancora 2-3 minuti, qua è pronta. Voilà. Qua intanto è tutto lo stesso pesce, quindi si può mescolare con lo stesso mestolo. Qua diamo pure un sapore in più. Ok, allora è tutto sotto controllo. Voilà, a seconda della pasta che voi andate a mettere, a seconda, quindi in questo caso ci vogliono praticamente 6 minuti. Noi una volta che l'abbiamo srotolati, che sono passati i primi 2 minuti, ok, possiamo far fare così. Voilà, li andiamo a srotolare bene e andiamo a continuare la cottura lì, in modo che la pasta prende tutto il sapore di quello che noi abbiamo preparato. Quindi possiamo continuare benissimo la cottura su questo fuoco più grande. Logicamente se è scarsa, come in questo caso, di liquido, potete anche semplicemente aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta, senza di andare magari a riprendere il vostro voilà, potete semplicemente fare in questo modo. Date un colpo di girata. Adesso cambiamo posizione. Voilà, arrivati a questo punto andiamo a inserire i gamberi e la salicornia. Voilà, penseranno loro a cuocersi, che la cottura del gambero e della salicornia sono molto rapide. Voilà, un attimo solo che vado ad impiattare. E ha portato via il brodo che voleva fare. Voilà. Allora ragazzi, piatto pronto, ottimo, buonissimo, logicamente assaggiato anche durante la fase della cottura. Il brodo ve lo devo fare vedere così, purtroppo ha portato via il piatto, volevo fare la fotografia, però comunque non fa niente. Piatto assolutamente buono da provare. Buon appetito a tutti da Paolo Orlando, Telegarage Mare Viaggi, per ricette da sballo. Ragazzi, sto sudando come un pazzo oggi, nella cucina si è sudato. Buonissimo, assolutamente da fare. Funghi, diciamo che la ricetta originale prevede i funghi porcini, però a quando li trovi nella stagione, quindi ho utilizzato il melange di funghi, i gamberi, la talicornia, le vongole, le cozze. È veramente un qualcosa di buonissimo da provare nel modo più assoluto. Buonissimo. Ciao ciao a tutti.